La nostra terra è così ricca di luoghi e monumenti di interesse storico e artistico che a volte ci si dimentica della loro esistenza. In un'epoca dove tutto scorre veloce, dove tutti corrono incessantemente a causa dei mille impegni, dove la comunicazione è scarna e fulminea a causa delle nuove tecnologie e dei social media, non c'è tempo per fermarsi un attimo, guardarsi intorno e riuscire ad apprezzare i luoghi del passato. Conoscere le proprie origini permetterebbe invece di mantenere un legame molto forte con il proprio territorio. La cultura, e in particolare l'arte del passato, è un utile e bellissimo strumento volto a trasmettere le antiche tradizioni, le usanze e i saperi. Ecco perché le azioni che si impegnano a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale di un territorio diventano fondamentali per riuscire a tramandare nel tempo il valore della tradizione, ponendolo comunque in relazione con la contemporaneità. Oggi ci troviamo nella zona del quartier del Piave, territorio delimitato a sud dal fiume Piave e a nord da un anfiteatro di rilievi collinari che caratterizzano la Marca Trevigiana. Nel quartiere del Piave e nel vasto territorio della sua diocesi sopravvive un numero davvero consistente di torri campanarie. Oggi ne andremo a conoscere le più significative, ma prima scopriamo qualcosa di più su campane e campanili. L'uso delle campane come strumento di culto è antichissimo, precristiano. In tutte le civiltà, per chiamare a raduno il popolo o per scacciare gli spiriti malvagi, si è sempre usato battere del legno o del metallo. Nei riti cristiani, le campane vennero in uso, ovviamente, solo dopo l'anno 313, quando Costantino concesse la libertà di culto. L'uso partì dalla Gallia, come testimonia San Gregorio, vescovo di Tours, ma fu San Paolino, vescovo di Nola e grande riformatore liturgico, a raccomandarne l'uso nella sua diocesi, in Campania. Le campane finirono per essere il segnale socialmente condiviso, tanto per le esigenze religiose quanto per quelle civili. Infatti, oltre ad essere state adottate anche dalle autorità laiche, come mostrano torri e torrette su palazzi comunali e gentilizi, la campana a martello serviva a richiamare la popolazione in caso di emergenze, come, ad esempio, una casa o un fienile che prendeva un fuoco o l'esondazione di un fiume. Nel paesaggio urbano, il campanile è sicuro punto di orientamento. Ma non è solo un termine visivo, è anche profondamente simbolico nella sua capacità di accentrare il valore topografico, religioso e civico. Il campanile diventa luogo riconoscibile e indispensabile punto di riferimento all'interno dei centri urbani. Sul vertice delle loro terminazioni sono spesso collocate la croce, le stelle oppure un gallo. La croce interpreta la Chiesa soggetta o redenta dalla croce. Le stelle simboleggiano la parola di Dio, che rifulge nel Tempio come la luce delle stelle. Il gallo è simbolo di colui che chiama alla penitenza e alla vigilanza, e quindi anche simbolo di Cristo. La nostra prima tappa è la chiesetta della Madonna dei Broli di Farra di Soligo. Il suo campanile è stato restaurato circa 2 anni fa, ma oggi andiamo a conoscere Don Brunone de Toffol, il parroco di Farra di Soligo, che ci spiegherà qualcosa di più su questo campanile. Ecco, quello che posso spiegare è sotto gli occhi di tutti. Vedete che c'è questa torre che più che un campanile probabilmente è una torre di difesa, di avvistamento che c'era nel passato, quindi probabilmente ha un'origine già romana o sicuramente longobarda, poi magari è stata anche rifatta, ricostruita, però si dice che l'origine sia molto antica. Nel restauro recente questa torre ha avuto un altro sviluppo e significato. Abbiamo pensato che, essendo stata la chiesa luogo di prigione di soldati, sia disertori austro-ungarici che soldati italiani, avesse il sapore della pace, cioè dentro alla torre, che abbiamo lasciata aperta come vedete anche dalla piccola scala che porta dentro in ferro corten, avesse una lapide che ricorda i soldati della prima guerra, cioè sia i 110
morti nella filanda Vedovani, che dei soldati farresi partiti e non più tornati dalla guerra purtroppo, e dei 150 diciamo morti di fame, stenti e inedie e per altre violenze del paese, quindi che fosse un luogo della memoria. E così l'abbiamo pensata aperta, come alla sinistra anche l'albero della vita, lo vedrete dopo, magari lo fotografate, c'è questa scultura fatta da Domenico Dalla Stella di Soligo, ecco, recentemente scomparso, il quale ha fatto come ultima opera della sua vita questa scultura in bronzo che abbiamo voluto collocare qua, proprio come un albero di vita, un Cristo quasi risorto che fa pensare alla vita e alla morte. Naturalmente ciò che caratterizza poi la torre è lo sguardo verso l'alto, perché non ci sono più come c'erano prima gli scalini e le scale per salire su in alto, ma è stata pensata vuota, con la campana, che quando uno entra è il senso di prigione come lo è stata la chiesa, possa guardare in alto e sentire il suono della campana. Ci troviamo ora a Col San Martino, frazione nel comune di Farra di Soligo. Il suo campanile è fra i più alti della regione, ma adesso andiamo a scoprire la sua storia. In seguito ad un notevole incremento della popolazione, fu deciso di costruire una chiesa più grande e al centro del paese, che venne benedetta nel 1904. Di conseguenza era necessario anche una nuova torre campanaria, che fu innalzata durante la metà del secolo scorso su progetto dell'architetto Pietro Dal Fabbro. Durante la costruzione l'aiuto dei parrocchiani fu determinante, perché la terra necessaria alle fondamenta del campanile venne portata nel cortile del patronato e la popolazione aiutò gratuitamente nel trasporto dei materiali. Nel bollettino parrocchiale di Col San Martino del 1955 si dice che grazie ai cittadini vennero risparmiate circa 40.000 lire di spesa per noleggi, sicuramente una cifra non indifferente per l'epoca. 19 aprile 1967 venne conclusa la costruzione del campanile e venne poi collocata la statua della Madonna di Rame Sbalzato. La ditta Bertuolla di Biadene si incaricò del trasporto delle campane dalla vecchia torre campanaria, a cui successivamente vennero aggiunte due nuove, ma più piccole, ad opera della Fonderia De Poli di Vittorio Veneto, mentre il comune donò l'orologio elettrico a 4 facce. Il campanile, alto 87 metri, venne solennemente benedetto l'8 dicembre 1968 dall'allora vescovo, che poi diventò pontefice, Albino Luciani. Siamo giunti ora a Sernaglia della Battaglia, comune di circa 6.000 abitanti e decorato con medaglia d'oro al merito civile. Durante la Prima Guerra Mondiale, nel corso dell'offensiva avviata dall'Italia il 24 ottobre del 1918, fu teatro di numerosi scontri fra la compagine austriaca e quella italiana, che aveva creato una testa di ponte per le sue operazioni proprio nella piana di Sernaglia. Sorto intorno al 1640, il suo campanile, secondo la tradizione, è stato progettato dal Sansovino e fu sempre considerato un'opera artistica ed il vanto dei sernagliesi. L'armonia delle proporzioni, la leggerezza artistica delle sue bifore, lo slancio della sua cupola rendono questa torre un'opera unica nel suo genere nella provincia di Treviso. Il 7 maggio 1897, alle ore 13, il campanile venne colpito da un fulmine e subì danni rilevanti. Infatti, il parafulmini, che era ormai arrugginito, non offrì buona conduttura e venne distrutto. Poco dopo, un secondo fulmine entrò nella cella delle campane, distrusse l'orologio e la sua scarica raggiunse i tiranti in ferro, che, a causa della violenta scossa, si staccarono e caddero a terra. Il cornicione in pietra viva e i bugnati in pietra della base vennero in parte distrutti ed in parte scagliati a terra. Tutti questi danni richiesero un'urgente e solida riparazione. In 6 mesi il capomastro signor Narduzzo portò a termine il lavoro, ridando splendore alla torre. Nel 1918 le artiglierie italiane d'Oltrepiave danneggiarono il campanile e fu quindi restaurato nel corso degli anni '20 e fu ricostruita la parte terminale, con l'altissima cuspide. Le 3 campane prese dal nemico nel 1918 vennero ricostruite nel dopoguerra. Nel 1995 si attuò un lavaggio del basamento della torre e in quell'occasione la porta di accesso venne decorata con un dipinto rappresentante la Sacra Famiglia, realizzato e donato dalla pittrice locale Giuseppina Villanova.
Siamo infine giunti a Pieve di Soligo, comune di 12.000 abitanti che ha visto grandi personaggi, quali il beato Giuseppe Toniolo, il poeta Andrea Zanzotto, il politico Francesco Fabbri e la cantante Toti Dal Monte. Il campanile di questo paese ha una storia molto particolare legata alla vendita delle uova. Andiamo a conoscerla attraverso la voce di Ilario Zavotti, cittadino di Pieve di Soligo, che a quel tempo costruì la struttura interna delle scale del campanile. Dopo la consacrazione della nuova chiesa nel 1987, Pieve di Soligo necessitava di un campanile per motivi sia religiosi sia sociali. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, per iniziativa di Monsignor Domenico Martin, fu iniziata la costruzione del campanile su progetto dell'architetto Candiani. Il lavoro venne affidato all'impresa Battistella. Dopo alcune rivelazioni si optò per demolire una casa della parrocchia che ospitava chi ne aveva bisogno, chiamata Casona, sotto il quale il terreno era roccioso e quindi adatto alla costruzione del campanile. I contadini la domenica, verso le 4 del mattino, andavano con i buoi e il carro a Falzè di Piave, paese poco distante da qui, per raccogliere la ghiaia nel Piave, utile alla costruzione delle fondamenta. Il campanile fu edificato fino alla cella campanaria, ma a quel punto i lavori si fermarono perché la parrocchia non aveva più le risorse finanziarie per pagare l'impresa. Venne così chiesto l'aiuto di fedeli. Le giovani pievigine il sabato mattina andavano a coppie per le contrade del paese. Qualcuno non dava nulla, altri 1 o 2 uova, altrimenti qualche lira. Le uova poi venivano vendute e i soldi incassati servivano al completamento della costruzione del campanile. La popolazione contribuì in maniera determinante, tanto si dice che il campanile è fatto con le uova, perché la raccolta settimanale fu attuata senza pause fino alla copertura totale delle spese. Alle ragazze il parroco regalava un biglietto per il cinema parrocchiale come segno di riconoscimento. Il lavoro venne affidato quindi all'impresa De Luca di Vittorio Veneto e nel 1955 il campanile venne concluso. Il comune regalò l'orologio perché era un servizio per tutta la comunità pievigina. Per quanto riguarda le campane, furono adoperate quelle già esistenti, costruite con la fusione dei cannoni bellici. Il nostro tour tra le colline trevigiane termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito.